Oggi qui abbiamo i migliori arbitri regionali sia del calcio a 11, i migliori assistenti, i migliori arbitri del calcio a 5 in un'ottica di crescita e futuro. Li convochiamo più o meno ogni mese e mezzo per trasmettere i valori tecnici, di equilibrio, di efficacia, di personalità e ci incontriamo in un confronto in cui rivediamo immagini delle loro gare per farli crescere, per farli mettere in discussione sui loro errori e sui motivi soprattutto che hanno comportato tali errori in ottica di una crescita futura. L'arbitro è un giudice, è terzo, quindi soltanto attraverso pari decisioni riesce a farsi accettare. Fondamentale l'equilibrio e la terzietà. Qualcuno di questi ragazzi lo vedremo in Serie A? Ci speriamo e lavoriamo per questo. Sicuramente c'è buon materiale, c'è qualità, c'è bisogno di tempo, dedizione, costanza e soprattutto passione, che è la dote più importante per ogni sportivo, e l'arbitro è uno sportivo. Oggi è una giornata diversa dal solito. Tarzo ospita questo incontro degli arbitri a livello regionale, una location quella che qui a Tarzo hanno voluto scegliere proprio per dare spazio a questa disciplina, a questi arbitri che logicamente sono una parte importante all'interno del mondo dello sport, quindi braccia aperte per questo tipo di iniziative, quindi abbiamo messo a disposizione come comune la palestra per tutte le attività che dovevano fare a livello sportivo, le strutture per quanto riguarda poi le riunioni nel pomeriggio e anche grazie a Banca Prealpi dove ci troviamo che invece ci sarà la riunione plenaria con tutti gli arbitri dove appunto faranno il punto della situazione e quindi un benvenuto a tutti gli sportivi qui a Tarzo. L'idea con la quale noi abbiamo realizzato questo auditorium è che diventasse effettivamente un momento di incontro per tutta la comunità dove ritrovarsi per poter discutere, parlare, affrontare le tematiche che il territorio di volta in volta esprime. Quindi credo che sia proprio un modo per servire nel migliore dei modi la comunità, servire i territori, ma servire anche lo sviluppo di questi territori. L'economia è importante perché è alla base, diciamo, di tutte le nostre attività, ma è importante anche che questo venga seguito da uno sviluppo della cultura. Non c'è nulla di meglio che avere un auditorium dove potersi confrontare, potersi parlare e quindi risolvere le proprie questioni. Credo che questo sia un grande servizio che viene dato alla comunità proprio perché lo vogliamo servire in tutta la sua essenza.